Pubblicato il rapporto sulle disabilità nelle scuole del Veneto, cresce il numero di richieste di sostegno, aumentano le disabilità gravi, ma anche i disturbi legati al comportamento che spesso sfociano in aggressività. Trovata senza vita a 20 anni nel letto del suo alloggio universitario a Parigi, da Roveredo in Piano, dove viveva, a Treviso, dove aveva studiato. Shock e cordoglio per la fine di Emma Cadelli. Siamo senza parole, dice il preside del Pio X. Furto davanti alla telecamera di sicurezza di un negozio a Vicenza, finge di aver bisogno del pane, mentre la commessa si allontana, il ladro allunga la mano e svuota la cassa. Giornata della memoria, 80 anni fa l'apertura dei cancelli di Auschwitz, cerimonia al ghetto di Venezia, il presidente della comunità ebraica per combattere propaganda e retorica, studiare la storia. Dopo un fine settimana segnato dalla raccolta firme della Lega, su terzo mandato e candidato presidente, prende la parola Fratelli d'Italia, restiamo pazienti, non ci interessa la lotta nel fango. A Zoldo un lupo immortalato mentre divora un cervo nel parcheggio di un condominio, residenti preoccupati, è una questione di sicurezza pubblica, la regione intervenga. Sarà santa la beata veronese Vincenza Maria Poloni, fondatrice dell'Istituto Sorelle della Misericordia, oggi l'autorizzazione di Papa Francesco. Due fratelli e una caccia al tesoro, tutta da ridere, che diventa occasione per scoprire i luoghi del Veneto da venerdì alle 20:10 su Antenna 3, la nuova sitcom targata Igor Barbazza e Davide Stefanato. Ben ritrovati, il telegiornale del Veneto, buonasera. Partiamo con il sondaggio che Ring vi propone per questa sera, l'abbiamo già introdotto durante la prima edizione ed è dedicato alla politica, alle regionali in primo piano, una lista di sindaci per Zaia, idea vincente, diteci la vostra utilizzando i contatti che vedete in sovraimpressione, l'esito del sondaggio questa sera nel corso della puntata. E in apertura siamo subito sul rapporto sulle disabilità nelle scuole del Veneto pubblicato oggi. Cresce la richiesta di sostegno, aumentano le disabilità gravi ma anche la crescente aumento di disturbi legati al comportamento, boom di richieste soprattutto nella Marca trevigiana. Vediamo. Soprattutto un aumento delle disabilità gravi, per esempio legate all'autismo, ma anche problemi legati ai comportamenti, quindi anche a problemi diciamo di comportamento positivo provocatorio, che naturalmente chiede anche un approccio molto più completo, ecco perché poi ha sicuramente una ricaduta sulla gestione della classe. Cresce il numero di richieste di sostegno per gli alunni del Veneto, a certificarlo il rapporto sulle disabilità che assegna la Regione sulla base di una rilevazione dell'anno in corso, un costante aumento negli anni di studenti con disabilità. Dall'infanzia alle scuole secondarie, a sorpresa a crescere rispetto alla media sono i disturbi del comportamento esternalizzante che rappresentano il 27,2% del totale, ragazzi che riversano il loro disagio verso l'esterno attraverso ansie ed aggressività, tali da rendere difficile l'apprendimento e la relazione con docenti e compagni. Da qui la richiesta di sostegno, richiesta che è esplosa nella Marca trevigiana, record per numeri, con un 65,5% tra gli alunni con disabilità rispetto alla media regionale che si ferma al 53%. L'anno in corso siamo arrivati a circa 4.000 richieste più che altro di certificazioni, e quindi anche conseguentemente è aumentato anche il numero di docenti di sostegno. Seguono Venezia 59,8% e Padova 59,1%. Anche in queste province la necessità di sostegno è definita elevata. Numeri che mettono ancora più in evidenza la carenza di organico legata alla precarietà degli insegnanti. Oltre a docenti di sostegno abbiamo tutta una tematica legata anche all'assistenza degli educatori, che naturalmente anche coprono altri bisogni comportamentali, così come anche gli operatori sociosanitari. In realtà è tutto un sistema che è a supporto delle scuole per una corretta integrazione di inclusione, che però appunto per problemi di carattere diciamo di numeri sia di docenti che di operatori purtroppo facciamo anche fatica a garantire una perfetta inclusione. Il rapporto ha certificato un numero di richieste nelle scuole professionali più alto rispetto ai licei, una differenza particolarmente marcata nel Rodigino, un aumento spalmato sulle scuole di ogni ordine e grado, in calo solo nell'infanzia. Si spera, si confida che anche il numero di docenti di sostegno sia rapportato al numero di certificazioni. Nelle scuole del Veneto sono circa 20.000 gli alunni con certificazione. Vicenza, Verona e Rovigo superano il 6% di studenti con disabilità nelle scuole di primo grado, evidenziando una maggiore incidenza rispetto alla media regionale.
La cronaca: è stata trovata senza vita 20 anni nel letto del suo alloggio universitario a Parigi. Da Roveredo in Piano, dove viveva a Treviso, siamo senza parole, dice il preside del Pio X International. Cordoglio per la morte di Emma Cadelli. Emma pensiamo che si trovasse nel posto in cui meritava di essere, dove aveva voglia di essere, per il quale aveva lavorato e per il quale si era impegnata anche insieme alla famiglia. E per il resto, come si dice in queste circostanze, le parole non sono abbastanza. Non trovano le parole i docenti del Pio X International dopo la notizia della morte di Emma Cadelli, 20 anni, originaria di Roveredo in Piano, provincia di Pordenone. Riversa a letto, esanime, Emma è stata trovata dal custode della struttura universitaria dove alloggiava a Parigi, sollecitato dalla famiglia che non riusciva più a mettersi in contatto con lei. A Treviso aveva frequentato le scuole superiori in un indirizzo internazionale che le ha permesso di accedere all'Università Paris-Saclay, dove frequentava il secondo anno di chimica. Emma si è diplomata con noi nel 2022 dopo aver sostenuto brillantemente gli esami internazionali esterni dell'International Baccalaureate Diploma Program e l'abbiamo seguita da quando è arrivata in prima, nei suoi 4 anni, fino ai suoi 17 anni, quando appunto si è iscritta all'università in Francia. Sicuramente stava raccogliendo, sappiamo, per contatti che avevamo insomma con lei, per piacere in primis, che stava raccogliendo i risultati dei propri sforzi, della bella persona che era. Studentessa modello, attenta ed entusiasta di quella carriera universitaria che voleva completare frequentando un ulteriore corso di specializzazione in chimica, sempre a Parigi. Roveredo in Piano è un paese in lutto, chiuso nel silenzio in attesa di capire cosa possa essere successo. I genitori Barbara e Stefano sono subito volati in Francia, decisi a capire le cause della morte della figlia, seguiti dall'ambasciata italiana. Al momento pare che la morte sia stata causata da fattori naturali. Una famiglia conosciuta anche per il lavoro del padre, dal 2018 dirigente della Polfer di Udine. Il cordoglio dell'Istituto Trevigiano, che fa sapere che parteciperà alle esequie della giovane ragazza. Gli insegnanti si stringono tutti attorno alla famiglia e al ricordo sicuramente piacevole e ancora vicino di una ragazza davvero eccezionale. Furto davanti alla telecamera, finge di aver bisogno del pane mentre la commessa si allontana, allunga la mano per svuotare la cassa. Vediamo. In questo momento sto andando a fare denuncia alla questura, mostrando le telecamere e identificando queste persone. Ed ecco la sequenza del furto registrata dalla rete di videosorveglianza interna e consegnata alla polizia, che immortala il gesto furtivo del ladro. Ha agguantato un centinaio di euro in contanti dopo essersi presentato come normale cliente. L'uomo aveva richiesto del pane vecchio, costringendo così la commessa ad allontanarsi per qualche istante dal bancone. Quindi ha lasciato la porta un po' aperta e questo signore è andato diretto con la mano allungato nella cassa senza neanche guardare. Quindi vuol dire che già sapeva dove mettere le mani e come aprire il cassetto. E niente, quando poi la ragazza è tornata, lui ha detto: beh, guarda, chiedo un attimo a mia moglie fuori per le arance, torno subito, e poi non è più tornato. Il punto vendita di specialità siciliane, ospitato nella struttura esterna del mercato ortofrutticolo, è stato aperto 5 anni fa. Nel tempo è stato oggetto già di qualche furto, in particolare di un forno del valore di 5.000 euro. Per questo il proprietario si era dotato di un sistema composto da numerose videocamere che hanno permesso agli agenti di individuare il responsabile, un soggetto già noto alle forze dell'ordine per episodi simili. Il commerciante chiede maggiore sicurezza alle istituzioni. La richiesta, secondo me, non è tanto di più i controlli, è la prevenzione. Appunto, questi soggetti sono conosciuti, sono in questa cittadina, sono tranquilli, perché questa qua è una cittadina tranquilla, però da parte nostra è giusto aiutarli, seguirli, capire cosa fanno, perché giustamente devono vivere e mangiare, però tutelando loro tuteliamo anche noi stessi.
Attenzione, in arrivo una forte perturbazione con pioggia e vento, allerta meteo della Protezione Civile del Veneto con stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Livenza, Lemene e Tagliamento. Viene confermata l'allerta gialla per criticità idrogeologica nei bacini Pieve, Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Monti Lessini. Viene anche dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte su costa e pianura limitrofa. La pioggia è attesa nelle zone montane e pedemontane con massimi sulle zone prealpine. Siamo al ghetto di Venezia. Oggi la comunità ebraica ha ricordato le oltre 200 vittime che persero la vita nei campi di sterminio. Con le immagini andiamo lì. Dei 254 ebrei deportati da Venezia, solo 8 sopravvissero ai campi di concentramento. La prima vittima però fu proprio qui. Nel settembre del 1943 il presidente della comunità ebraica Giuseppe Ion si tolse la vita per non collaborare con i nazifascisti. Arresti e deportazioni continuarono poi fino ai primi mesi del 1945. Dal campo di ghetto sono stati portati via anche i miei, quindi per me è come se fosse un cimitero, diciamo così. Allo stesso tempo è la bellezza del campo di ghetto con tutta la sua storia, che io non riesco a dimenticare ovviamente, ma la sua storia quasi finisce lì, diciamo così. C'è stato uno sterminio della comunità ebraica. Da 20 anni la giornata della memoria commemora le vittime dell'Olocausto ogni 27 gennaio, data della liberazione nel 1945 del campo di sterminio di Auschwitz. La responsabilità sociale di tutta la comunità italiana, della comunità europea, visto e considerato che sono stati scientificamente sterminati e ammazzati, assassinati 6 milioni di ebrei nei campi di concentramento. Quindi il negazionismo e il fatto di pensare che questa giornata sia solo un ricordo distante di qualcosa che non ha più senso, decisamente no. Siamo qui per parlare di una ferita che è ancora viva in Italia e in Europa. Combattere il negazionismo di un fatto storico appurato è il primo impegno rinnovato anche oggi da tutte le forze politiche. Ci sono delle cose che sono aberranti come quelle che abbiamo visto in questi giorni, dove si accusa l'ebreo anche su fatti che non esistono nemmeno, quindi è certamente una cosa, su questo dobbiamo avere noi la capacità di avvicinarci all'informazione e renderla sempre più chiara, e quindi le fake news, come vengono chiamate, devono essere cancellate definitivamente. Al di là delle legittime opinioni sulla vicenda, il conflitto sulla striscia di Gaza ha ulteriormente riattizzato focolai di antisemitismo che, come il negazionismo, secondo Dario Calimani, quando non sono in aperta malafede si basano spesso sull'ignoranza. Confondono gli ebrei con gli israeliani, con gli israeliti. La gente non sa neanche il linguaggio che usa. Allora io dico, studiamo, e lo dico anche a me stesso, studiamo, prima di parlare studiamo, e poi cerchiamo di non spargere odio, di non scendere in trincea. Cerchiamo di creare dialogo, e lo dico in un momento in cui mi rendo conto che è solo guerra il mondo. Però proprio per questo vogliamo aumentarla. C'è la politica alla storica Magna Porcazio, pranzo organizzato da Clodovaldo Ruffato. Il centrodestra si riunisce a tavola e guarda le prossime regionali. Questo evento che organizzo da tanti anni è sempre stato un ritrovo tra vecchi amici, particolarmente adesso effettivamente tra vecchi amici, perché della vecchia guardia ce ne sono molti ormai, ed è la gioia di ritrovarsi attorno a dei piatti tradizionali che fanno riassaporare quello che erano le tradizioni delle nostre aie e delle nostre case contadine. Poi se i commensali hanno parlato anche di politica io non lo so, ma non è da descrivere come un incontro politico, ma un incontro, diciamo, goliardico tra amici. Si sa che spesso le alleanze migliori si fanno a tavola. L'occasione della Magna Porcazio, lo storico pranzo organizzato da oltre 30 anni dall'ex presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato sabato scorso in un ristorante a Campo San Martino, quest'anno ha riunito molte figure di spicco del centrodestra, del passato e del presente. Un passato che ancora dopo anni non perde occasione di criticare il presente, se quando a farlo è Giancarlo Galan, ritornando in società e affermando che in 15 anni Zaia non ha fatto nulla, il convivio al
sapore di un Amarcord targato 2009. Sono anche in politica, io credo nella filosofia del Vico e questo sta dimostrando che quell'ipotesi è vera. Allora si parlava di un cambio di guardia, adesso se ne parla di un altro, cambiano i nomi ma diciamo il teatrino è lo stesso. Nel 2009 l'era Galan si stava chiudendo, il 2010 alle regionali il Veneto da guida Forza Italia passò a guida leghista con Luca Zaia. 15 anni dopo, ago della bilancia dei rapporti all'interno del centrodestra, è ancora una volta la figura da candidare a governatore e le ambizioni di Fratelli d'Italia che si scontrano con una Lega che sotterra i personalismi in favore della comune battaglia per far ricandidare Zaia o un proprio esponente. Al tavolo del pranzo organizzato da Ruffato, accanto a Flavio Tosi e Luca De Carlo, è spiccata l'assenza del segretario regionale del Carroccio Alberto Stefani e del sindaco di Treviso Mario Conte. Ce n'erano comunque di leghisti, c'era anche l'assessore Roberto Marcato, c'era il vicepresidente della provincia Canella, ce n'erano anche degli altri. In ogni caso, insomma, ognuno ha espresso la sua opinione relativa ai fatti recenti della politica regionale, compreso anche il presidente Galan, l'ex presidente Galan, che credo abbia un conto forse aperto nei confronti del presidente Luca Zaia. La Lega rimane nella posizione della richiesta del terzo mandato per il presidente Zaia e la richiesta di confermare il buon governo della regione da parte di un presidente della Lega. Tema regionali, restiamo pazienti, non ci interessa la lotta nel fango, così l'espressione utilizzata da Claudio Borgia, presidente dei meloniani trevigiani, dopo un fine settimana segnato dalla raccolta firme da parte della Lega. L'unità del centrodestra resta il nostro valore, ribadisce Luca De Carlo. Voglio far presente che i sindaci non li ha solo la Lega, i sindaci li ha anche Fratelli d'Italia. Erano circa 70 nel 2022, oggi sono oltre 340 gli amministratori della Marca con la maglia di Fratelli d'Italia, il 31% del totale. Cita questo dato Claudio Borgia, presidente dei meloniani trevigiani, ospite della nostra prima edizione, commentando una delle ipotesi di lavoro della galassia leghista, quella di una lista di sindaci e amministratori in vista delle regionali, formazione che avrebbe un suo peso specifico, soprattutto nel caso di una corsa in solitaria. Se qualcuno pensa di spaventare l'alleato perché pensa di avere gli amministratori locali e di pensare che invece i Fratelli d'Italia non li abbia, non è così, però noi non vogliamo scendere in quel campo perché non è un campo che ci appartiene, no? Quindi non saremo mai tirati per la giacca e non scenderemo mai a quel livello, dico, di discussione, no? di lotta nel fango. Perché? Perché, ribadisco, i cittadini veneti non lo capirebbero. Il fastidio è evidente, ma altrettanto chiara è la linea del partito, impressa dalla stessa Premier Meloni, calma e sangue freddo. La pazienza la definisce la nostra leader e ha detto che insomma, bisogna cercare di mantenere la barra dritta, di non litigare sui giornali, di non discutere nelle TV, lo ha fatto nella conferenza stampa e noi rispondiamo perché a differenza di altri qualsiasi decisione arriverà dal tavolo del centrodestra noi la rispetteremo. In diretta su Focus TG, ospite invece del direttore Luigi Baccialli, Luca De Carlo torna invece sul nodo del terzo mandato, ricordando una pagina di storia politica recente con i casi Galan, Formigoni, Cota, pur senza nominarli. È una legge che si protrae da qualche anno e che nasce con un obiettivo, cioè quello di evitare, dopo qualche scandalo, in qualche regione del nord tra l'altro, di evitare troppa concentrazione di potere per troppo tempo nelle mani di una sola persona. Insomma, dice De Carlo, non è una legge contro Zaia. Oggi dispiace magari che magari il nostro governatore se ne rammarichi pensando che sia una legge contro di lui. Non è così, c'è da prima e quindi noi allo stato attuale dovremo trovare un assetto e poi una squadra e poi un candidato per continuare il suo straordinario lavoro. In politica ora parlano le opposizioni, è patetico per Andrea Martella il tentativo con la raccolta firme di far ottenere a Zaia il quarto mandato. Intanto sulle regionali il segretario Dem annuncia, candidato non necessariamente politico, il nome dovrà unire. Bisognerebbe
come dire, avere una certa accortezza quando si parla. Si è detto 12.000 firme, non mi pare che sia il popolo. Pare un po' pittoresco e patetico definirla in questo modo. Mette sulla bilancia il peso di quelle 12.000 firme il segretario del Partito Democratico del Veneto Andrea Martella. 12.000 firme che non possono rappresentare una chiamata di popolo per il segretario Dem, che ha stroncato l'iniziativa del Carroccio ancora sul nascere, definendola patetica. Queste divisioni faranno comunque, dovessero unirsi, perdere la faccia a qualcuno. Mi pare che siano andati molto oltre, sia con le parole che con le scelte. Infine, questa sorta di chiamata del popolo che sta facendo, che la Lega ha così denominato a proposito delle firme per Zaia, mi pare davvero patetica. E infine Zaia dice di non saperne niente, ma da mesi e mesi pare che la sua unica preoccupazione sia solamente avere un terzo, nel suo caso quarto mandato. Come se questa fosse davvero la priorità per il Veneto, accusa Martella, che con Schlein sabato scorso non ha mancato di ragionare sull'alternativa da proporre al Veneto. In ballo anche un nome femminile, la rosa è ampia, fa sapere possibile l'apporto anche del mondo civico. La condizione che detterà il segretario è che sia un nome capace di unire e non dividere. Non c'è nessuna corsa al nome senza però che questo nome corrisponda a quel progetto. Sarà la persona che interpreterà meglio questa nostra sfida, che potrà parlare ai veneti e che potrà dire finalmente si può cambiare. La testa di cinghiale al comune di Monselice. C'è una nuova nota da parte dei carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 64 anni di Monselice, ritenuto responsabile in ipotesi accusatoria di reati di minaccia aggravata. I fatti risalgono, lo ricorderete, al 24 di gennaio, quando un dipendente del comune ha rinvenuto davanti all'ufficio anagrafe del comune di Monselice una testa di cinghiale. Dunque c'è una denuncia per il reato di minaccia aggravata per un cittadino di 64 anni di Monselice. Siamo in Val di Zoldo, con queste immagini ci spostiamo a Fusine, in località Ruto Orbol, dove ieri mattina alle 7:30 nel parcheggio di un condominio è stata immortalata la predazione di un lupo che ha sbranato una cerva. Il video di Michele Corti è stato ripostato sulla pagina Facebook di Ruralpini Residenza Rurale. Vi rendete conto? È una questione di sicurezza pubblica, è la domanda rivolta al sindaco di Val di Zoldo, al prefetto, all'assessore regionale Corazzari e al presidente Luca Zaia. Il primo cittadino di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin: il lupo qui è presente e condivido queste preoccupazioni, pur non risultando allo stato aggressioni a persone. Vengono richieste contromisure? Chiede il sindaco. Sì, ma quali e chi le deve assumere? È la domanda che De Pellegrin pone. Sarà santa la beata Vincenza Maria Poloni, fondatrice dell'Istituto Sorelle della Misericordia, nata a Verona il 26 gennaio 1802, morta l'11 novembre 1855. È quanto deriva dal riconoscimento del miracolo della beata, il cui decreto ha avuto oggi l'autorizzazione di Papa Francesco durante l'udienza al cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei santi. Il miracolo necessario per la sua beatificazione venne indagato nel 94, fu ratificato il 7 aprile del 1995. Il 17 dicembre 2007 Papa Benedetto autorizzò la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo a lei attribuito e nel 2008 fu proclamata beata. Una nuova sitcom targata Igor Barbazza e Davide Stefanato, una caccia al tesoro che riunirà due fratelli, in onda per 4 puntate a partire da questo venerdì alle 20:10. Passo a prenderti tra un'ora. Penso che il biroccio non monterò mai. In che senso Fradei Corona? Fradei Corona, uno Semo, st'altro Mona. Bruno e Biagio di cancellazione gratuita diventano Zeno e Pietro di Una buona giornata. La nuova sitcom in onda su Antenna 3 a partire da venerdì. Una mappa lasciata in eredità dal nonno riunisce due fratelli che insieme partono tra mari, monti e colline alla ricerca del tesoro. Ma cosa sei? Non si capisce niente. Dove dobbiamo andare? Tu vai di là? Io vado qua. Sai cosa penso? Che a questa eredità ci tengo più io di te.
diversi ma uniti dall'affetto e dalle intenzioni, un viaggio che li avvicinerà ancora di più nel cuore, aiutandoli a conoscersi. Sai che ti dico? Che oggi è stata una buona giornata. Attraverso i luoghi del nostro Veneto si snodano le peripezie di Pietro e Zeno per la nuova produzione targata Restera Produzioni. Il desiderio grande è quello di portare la fiction nel nostro territorio veneto. Per far questo abbiamo iniziato con delle piccole cose. L'idea di portare la fiction qua significa creare un piccolo polo di produzione e dare spazio anche ai ragazzi che noi abbiamo nella nostra accademia, con le dovute proporzioni, ci mancherebbe, che hanno voglia di studiare sì, ma anche di testare sul campo le loro qualità, le loro abilità, e noi oggi questo lo stiamo facendo, cioè stiamo portando tanti ragazzi all'interno dei nostri set. Una comicità che non poggia su stereotipi né si alimenta di volgarità, un racconto vivace e divertente dove il viaggio è anche interiore. Il nostro umorismo è un umorismo popolare, lo chiamiamo pop, nel senso che è popolare. A noi piace far divertire in maniera trasversale, dal bambino all'adulto, all'anziano, e ci piace moltissimo il processo di riconoscimento delle persone anche nei confronti del proprio territorio. Noi, molti dei nostri spettacoli, non tutti, ma molti dei nostri spettacoli virano verso il Veneto, perché ci piace il fatto che anche la lingua veneta venga valorizzata. Il pubblico si sta affezionando a Igor e Davide, che di conseguenza vanno in scena portando cancellazione gratuita prima, una buona giornata oggi, poi vediamo in futuro, che la volontà è quella comunque di proseguire, di continuare magari con una seconda serie, come insegnano i mostri sacri. È stata una buona giornata. Una buona giornata. È tutto per il telegiornale del Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.